Maltempo sul Veneto, in montagna disagi per neve, frane e vento con numerosi blackout anche a Cortina nella Marca. La piena del Piave costringe alla chiusura del bypass del ponte della Priula, deviazioni e caos traffico. Nel frattempo a Bassano ha chiuso il ponte vecchio per la piena del Brenta e a Schio la frana isola 50 famiglie. A Venezia infine nella notte acqua alta da record per aprile con 134 cm toccati. Nei giorni successivi alla tempesta Vaia si scagliò su Facebook contro i cittadini delle zone colpite con offese pesanti. Al via la causa civile contro una dipendente ASL bresciana. Il comune di Roccapietro chiederà 1 milione di risarcimento. Altra fumata nera in Consiglio dei Ministri sui criteri di risarcimento ai truffati delle banche, scontro Di Maio Tria, misure rinviate. Intanto stamane un presidio di un gruppo di risparmiatori a Vicenza. Il governo delibera la proroga per 12 mesi dello stato di emergenza in relazione alla contaminazione da FAS nelle province di Vicenza, Verona e Padova, soddisfazione di Zaia. Schianto frontale che non ha lasciato scampo nella serata tra i comuni di Tre Baseliche e Piombino Dese, vittima un 49enne. Diffusione di video e immagini intime partita da Montebelluna, la battaglia per arrivare alla legge sul revenge porn, a intraprenderla una ricercatrice trevigiana. Telespettatori di Antena 3, buongiorno, ben trovati. La prima edizione dei nostri telegiornali e dunque il maltempo, gli effetti, i disagi che hanno caratterizzato queste ultime ore un po' in tutta la regione, a partire dalla montagna, ma non solo, ovviamente la neve soprattutto, ma anche le frane con numerose strade chiuse e anche dei blackout, e poi la piena del Piave da poco passata che ha costretto alla chiusura del Ponte Beli, il bypass del Ponte della Priula. Questa e altre informazioni, il quadro insomma della situazione, poi ci saranno altri collegamenti per verificare nelle altre zone gli effetti del maltempo. Il primo servizio e il primo quadro della situazione. Tutto come previsto, dalla tarda serata di ieri e per tutta la notte piogge intense e abbondanti nevicate hanno tenuto con il fiato sospeso diverse zone della regione. Abbiamo avuto un picco massimo di precipitazioni di 320 mm in Cansiglio e poi scendere in altre località. La media è stata, appunto, dicevo come previsto, di 150 mm, in modo particolare nella parte montana e pedemontana. In montagna abbiamo registrato nevicate fino a 1 metro. L'assessore Bottaccino, come già detto alla vigilia, sottolinea che si tratta di un evento non paragonabile alla tempesta di fine ottobre, ma si contano comunque alcuni danni. Abbiamo registrato qualche albero caduto sulla sede stradale nella parte dolomitica, nella parte del Vicentino, abbiamo avuto qualche allagamento nel Feltrino, nella pedemontana trevigiana orientale e in qualche zona del Vicentino. Abbiamo avuto qualche piccolo smottamento, in modo particolare San Gregorio nelle Alpi, Recoaro. Restando nell'Alto Vicentino, a Torre Belvicino, la caduta di grossi massi ha causato l'isolamento di una cinquantina di famiglie che vivono nella frazione di Enna e nelle contrade limitrofe. La strada è stata subito sgomberata dai massi, ma chiusa al transito per motivi di sicurezza. Nella notte si è registrata poi una frana ai Casoni di Belluno, con la strada regionale interrotta per diverse ore e riaperta in mattinata. Alberi in strada da Rivamonte ad Agordo. Blackout sempre la scorsa notte a Cappella Maggiore, Livinallongo, Gosaldo e Voltago, mentre questa mattina sono rimasti senza corrente le abitazioni e i negozi di Cortina e Roccapietore. Rimane intanto a livello massimo il rischio valanghe, sono dunque vietate escursioni in montagna. Nella Marca trevigiana il Piave torna a far paura. Questa mattina alle 7 è stato chiuso il bypass Bailey a Ponte della Priula in attesa della piena del fiume prevista in mattinata. La strada sarà riaperta dopo, dicevo, il passaggio del colmo di piena e dopo le apposite verifiche di ANAS. La piena è già passata a Busche, stando alle previsioni. ANAS dovrebbe provvedere alle verifiche del bypass nel pomeriggio per poi riaprire il Bailey al traffico, al momento deviato, con i conseguenti pesanti disagi alla circolazione aggravati da un incidente accaduto a metà mattina a Maserada. Stando alle previsioni, i fenomeni dovrebbero essere in attenuazione nelle prossime ore fino ad esaurirsi in serata. L'aggiornamento è che la piena è passata, il livello del Piave sta scendendo, fortunatamente non ci sono stati problemi, rimane comunque il fatto che il ponte resta chiuso, ma dovrebbe essere riaperto nel primo pomeriggio. Ovviamente gli aggiornamenti, se ce li abbiamo in tempo reale, ve li daremo immediatamente. E la piena comunque, dicevamo, è passata e non ha creato particolari disagi. I disagi maggiori sono verificati in realtà, ci sarà un po' di polemica già da alcuni sindaci per la mancata comunicazione tempestiva della chiusura del
Bailey e quindi anche per i numerosi automobilisti che si sono trovati imbottigliati nel traffico, ma vi aggiorneremo anche su questo. Intanto, a proposito di ponti chiusi, c'è anche la chiusura del ponte vecchio, del ponte degli Alpini a Bassano per la piena del fiume. Allora noi ci colleghiamo proprio con Angelo Cimarosti che sta seguendo insomma in diretta per noi questa situazione. Angelo, a te com'è la situazione lì a Bassano? Vi stiamo inquadrando in diretta la stretta di Bassano che, come tutti sanno, è attraversata dal ponte degli Alpini che in questo momento è in restauro. La piena del Brenta ha toccato i 400 metri cubi al secondo e in poche ore è salita di 2,5 metri, soprattutto nel corso della notte. In questo momento sta leggermente diminuendo con una certa lentezza, ma ci sono stati alcuni momenti di preoccupazione soprattutto per la velocità. Io chiedo se può raggiungerci il vice sindaco di Bassano, che è anche l'assessore alla protezione civile, e se ci racconta com'è la situazione al momento, se è un po' sceso e per quale motivo questa notte avete monitorato con così grande attenzione. Perché eravamo in preallarme dai dati che ci arrivava dall'ARPAV regionale, che aveva previsto la piena per le 2 di notte, quindi avevamo preattivato i gruppi di protezione civile, e quello che è un po' fuori dal normale è il fatto che c'è stata una crescita così importante in così poco tempo. In poche parole è cresciuto più o meno della metà della grande piena di autunno, però in pochissime ore. Ma di fatto in 5 ore il Brenta è cresciuto di quasi 2,5 metri. Qui abbiamo uno dei responsabili, credo anche dei volontari della, cosa avete fatto? Avete anche chiuso il ponte al passaggio pedonale? Sì, abbiamo chiuso il ponte, adesso stiamo aspettando che l'acqua scenda il più possibile e poi eventualmente prima di sera, quando ci danno l'ok, si riapre il ponte di nuovo. Quindi ponte chiuso perché c'erano problemi di emergenza, di staticità del ponte, visto che in questo momento, come possono vedere i telespettatori, è in restauro con un cantiere importante che tra l'altro è stato invaso dall'acqua. Sì, essendo il cantiere dentro un fiume c'è un livello di sicurezza oltre il quale deve per forza il cantiere essere allagato. Questo livello di sicurezza l'abbiamo passato questa notte, quindi il cantiere è stato allagato. Nessun pericolo per il ponte, benché puntellato in questo momento? No, né per il ponte né per le persone, per gli operai che ci lavorano, sono stati avvisati prima, il materiale è stato portato fuori prima, c'è solo il disagio di dover aspettare qualche giorno che l'acqua defluisca e quindi per poter poi riasciugare tutto e riprendere il lavoro. Nel frattempo, mentre dai 400 metri cubi al secondo il fiume dovrà scendere a 300 metri cubi al secondo per poter riaprire il ponte, vi diciamo anche che è sceso di 20 centimetri l'acqua, quindi da 2,5 metri a 2,30 metri, tutta l'acqua che naturalmente si sta riversando in pianura per poi sfociare subito a sud della laguna di Venezia. Da Bassano io restituirei la linea allo studio. Grazie Angelo Cimarosti per questo preciso aggiornamento di quanto accade a Bassano del Grappa, aggiornamento per quanto riguarda le montagne. Continua a nevicare sulle Dolomiti Venete, al punto che alcune strade provinciali sono state chiuse a tratti a titolo precauzionale, lo sappiamo. I maggiori problemi alla viabilità riguardano in particolare in questo momento i collegamenti tra Cortina e Misurina, le strade provinciali a Cibiana e la Valle Agordina. Le abbondanti precipitazioni nevose, come rileva l'ARPA, hanno fatto accumulare uno strato di neve fresco di 1 metro a Misurina, di 102 centimetri a Cortina, di 90 sul passo Falzarico, di 106 ad Arabba e di 34 a Falcate. Quindi questa è la situazione per quanto riguarda la zona delle Dolomiti Venete. Poi c'è l'acqua alta, la previsione era di 120 cm, è andata oltre le previsioni nella notte, a mezzanotte, tanto da arrivare a un picco diciamo tra i record per il periodo di aprile. Ce lo racconta in diretta al telefono Ilaria Marchiori. Ilaria. Buongiorno da Venezia, che ha trascorso una nottata all'insegna dell'acqua alta, proprio come era stato previsto, anzi in realtà ben oltre il previsto, perché poco prima della mezzanotte la marea ha raggiunto un picco di 134 centimetri, contro invece i 120 che erano stati previsti poche ore prima dal centro marea del comune di Venezia. Il forte vento di scirocco ha contribuito a gonfiare la marea e l'acqua ha invaso velocemente le calli.
L'anomalia sta soprattutto nel fatto che un picco tanto alto sia avvenuto in aprile. Nella storia infatti si conta solamente una misura superiore nel quarto mese dell'anno, i 147 centimetri del 1936, e altri 4 casi sempre in aprile, anche se di livelli di marea inferiori. Il picco di ieri è stato comunque misurato intorno alle 23:40, poi l'acqua lentamente ha iniziato a scendere e questa mattina alle 8 i mareografi segnavano 129 centimetri, misura, lo ricordiamo, con la quale si allaga circa il 50% del suolo di Venezia. Secondo il bollettino che è stato emesso dal centro maree del comune, questa mattina appunto dicevamo l'acqua è scesa, il prossimo picco previsto è intorno alle 23:50 con 105 centimetri. Naturalmente bisognerà rimanere aggiornati nel corso delle prossime ore, proprio per cercare di capire se queste previsioni saranno confermate o meno. Da Venezia è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie anche Ilaria Marchiori. A proposito di maltempo, ma in questo caso parliamo del maltempo, della tempesta Vaia, del disastro maltempo di fine ottobre e inizio novembre, lo ricorderete nei settimane successive al disastro, quelle frasi su Facebook che colpirono, offese alle persone colpite proprio dal disastro, un messaggio Facebook che suscitò l'ira e indignazione un po' di tutti, a partire dal governatore del Veneto Luca Zaia, ma non solo. Adesso inizia la causa civile contro la donna che scrisse quelle offese su Facebook. Lazzaroni, assistenzialisti e indegni, parole grosse e offensive nei confronti di una popolazione colpita duramente da un tornado che ha distrutto case, boschi, strade. Una popolazione piegata ma che ha saputo rimboccarsi le maniche e lavorare per sistemare tutti i danni. Eppure una donna di un comune del Bresciano aveva scritto queste parole su Facebook. Lei è stata capace di attaccare brutalmente e anche in maniera molto cattiva l'intera comunità di Rocca Pietore. Lei non ha attaccato il sindaco, l'assessore o l'ufficio tecnico, lei ha attaccato l'intera popolazione definendoci degli assistenzialisti, definendoci degli incapaci, dei fannulloni, con parole anche abbastanza importanti. Parole che hanno trovato la giusta risposta. Il sindaco Andrea De Bernardin ha denunciato l'artefice di questo post ed ha chiesto un risarcimento. Ci sono i presupposti, oltre che per la querela penale che abbiamo già fatto, anche per l'apertura di un processo civile, quindi noi andremo a chiedere dei danni alla signora e nella fattispecie saranno 1 milione di euro di danni. A breve si aprirà quindi il processo per la richiesta di risarcimento. Il danno, ha spiegato il sindaco di Rocca Pietore, è stato importante anche a livello turistico. Poi farà il suo corso la denuncia penale. Questa dovrà essere una lezione per tutti coloro che pensano di essere autorizzati a scrivere qualunque cosa su Facebook. Io credo che in certi casi toccare sul portafoglio gli avventati sia sempre una bella cosa, è come quando ti prendi una multa per eccesso di velocità, mi è successo anche a me, la volta successiva tieni un po' più leggero il pedale dell'acceleratore e stavolta credo possa succedere questo. E non è ancora chiaro se è legato al maltempo, alla pioggia di questa notte, oppure legato semplicemente a difficoltà strutturali. Il dramma ha sfiorato questa mattina la palestra CONI di Treviso. Durante lo svolgimento della lezione di educazione fisica, infatti, della classe seconda C del liceo artistico, si è staccato un grosso pannello in cartongesso del soffitto e solo per poco non ci sono stati feriti. È stato sfiorato di fatto un professore e alcuni ragazzi. Da anni una palestra, racconta chi ha segnalato quanto accaduto, versa in condizioni di degrado e non si dovrebbe, dicono sempre, far rischiare la vita ai nostri ragazzi per negligenza. Dunque questo è accaduto questa mattina, anche qui vi aggiorneremo questa sera per capire cosa è successo e cosa si poteva evitare. Questo è accaduto a Treviso davvero poco fa, questa mattina durante l'ora di educazione fisica. Lasciamo adesso la pagina sul maltempo e torniamo a parlare di banche, dei truffati, risparmiatori truffati. Ieri l'attesa in un Consiglio dei Ministri che ha visto ancora una volta il contrasto tra il Vice Premier Di Maio e il Ministro Tria sulle modalità per il rimborso ai tanti truffati dalle ex popolari e quindi anche dalle banche venete. Non entra nel decreto crescita, slitta ancora, le misure
e questo fa infuriare ovviamente i tanti risparmiatori. Proprio questa mattina c'è anche un presidio di risparmiatori davanti alla prefettura di Vicenza. È così, Gabriella Basso da Vicenza? Sì, Nicola, questa mattina nonostante il brutto tempo, la pioggia, alcune associazioni si sono presentate davanti alla prefettura di Vicenza. Si parla di Federconsumatori, di Consum, ADO, che è l'associazione Gelino da Onara. Una protesta proprio, come dicevi tu, per far sentire la propria voce contro questo continuo slittare del decreto, della legge insomma, sul fondo di ristoro per le vittime del crack delle ex popolari. Come dicevi, ieri il Consiglio dei Ministri non ha votato la legge, rinviando a lunedì un incontro tra il Ministro, Tria e le associazioni queste che si sono presentate in prefettura anche perché hanno stigmatizzato il fatto che loro non sono state invitate a questo incontro, pur facendo parte della cosiddetta cabina di regia a suo tempo formata, quindi non capiscono con chi il Ministro Tria parlerà lunedì, quali saranno le situazioni che saranno convocate. Una cinquantina le poi... Ti sentiamo male, Gabriella. Senti? Adesso va meglio, sì. Ecco, allora dicevo appunto che una cinquantina le persone che si sono presentate davanti alla prefettura, le associazioni sono la Federconsumatori, la di Consum, l'AD, che è l'associazione Gelino da Onara, che hanno stigmatizzato anche il fatto che da parte dello slittamento appunto della votazione del Consiglio dei Ministri di ieri, il fatto che Tria lunedì incontrerà delle associazioni, non si sa che associazioni siano, perché appunto queste che ho citato non sono state convocate pur facendo parte della di regia. Sono state poi una delegazione che è stata accolta dal prefetto di Vicenza e hanno presentato un documento nel quale hanno stigmatizzato ancora una volta la situazione, raccontato poi l'iter burrascoso di questa legge e soprattutto portato troppi casi, situazioni di risparmiatori che sono veramente alla disperazione. Da Vicenza per il momento è tutto, la linea torna allo studio. Grazie anche a Gabriella Basso. Restiamo in zona per parlare adesso dei FAS e dell'emergenza FAS, perché il Consiglio dei Ministri ha deliberato la proroga per 12 mesi dello stato di emergenza in relazione alla contaminazione da FAS nei territori delle province di Vicenza, Verona e Padova. Una decisione, il commento del governatore del Veneto Luca Zaia, tempestiva e appropriata, che avevo chiesto formalmente con una lettera il 20 marzo scorso, della quale ringrazio il Premier Conte e tutto il governo. Quella dei FAS, ha detto appunto Zaia, è un'emergenza ecologica nazionale pari a quella della diossina che colpì Seveso nel 1976. Avere tutti gli strumenti operativi più concreti per affrontarla è fondamentale. Adesso pochi istanti di pubblicità e torniamo subito. Prima edizione del nostro telegiornale, ben ritrovati in diretta. Ripartiamo dalla cronaca e purtroppo dalla cronaca di un'altra tragedia sulla strada, questa volta nel Padovano. Uno schianto frontale che non ha lasciato scampo, tragico incidente giovedì in tarda serata tra i comuni di Trebaseleghe e Piombino Dese. Un 49enne deceduto a seguito delle gravi ferite. La vittima è Giuseppe Tonetto, muratore, che viveva poco lontano da via Sant'Ambrogio dove è avvenuto l'incidente. Secondo una prima ricostruzione, verso le 21, le due auto coinvolte si sono scontrate frontalmente. Non si esclude che all'origine dello schianto vi sia la scarsa visibilità dovuta alla pioggia e l'asfalto è particolarmente scivoloso. Sul posto è intervenuto il SUEM di Treviso, che ha tentato di rianimare il 49enne, che però è morto. Ferita invece l'altro conducente, una 51enne di Zero Branco, che è stata trasportata in ospedale a Campo San Piero. Le sue condizioni sono gravi, ma non sarebbe in pericolo di vita. E sempre sulla strada, sempre nel Padovano, un altro incidente, un dramma sfiorato questa volta, è coinvolto anche un autobus. Ancora non è chiara la dinamica dell'incidente avvenuto alle 7:50 tra una corriera auto snodata di Bus Italia diretta a Padova, un camion e due automobili. Lo scontro è avvenuto lungo via del Santo, la Valsugana, a poca distanza dal confine comunale di Padova. Due i feriti, si tratta dei due automobilisti, trasportati all'ospedale in gravi condizioni, ma non in pericolo di vita. A bordo della corriera una settantina di passeggeri, soprattutto ragazzi delle superiori. Nessun problema per loro, che hanno preso la corsa successiva. Sul posto, per i rilievi, la polizia stradale, per l'assistenza ai feriti anche i vigili del fuoco.
Allora, la vicenda, il dibattito e la legge, la nuova legge sul reato del revenge porn, perché l'origine di questa battaglia per arrivare alla certificazione di un reato di revenge porn è nata proprio nel Veneto, meglio nella Marca trevigiana. Sono onorata di essere stata comunque la faccia di tutto questo e di aver forse dato la prima spinta. Il volto è quello di Silvia Semenzin, 27 anni, di Montebelluna, ricercatrice in sociologia digitale all'Università di Milano. Grazie a lei e al gruppo di persone che è riuscito a sensibilizzare e mettere insieme nella lotta contro il revenge porn, oggi si avvicina ad avere una legge che punisce chi diffonde online immagini intime senza il consenso di chi vi appare. La battaglia di Silvia inizia quando lei stessa si scontra con vittime di revenge porn tra la sua cerchia di amicizie. Di fronte al dolore di queste ragazze inizia con le colleghe dell'università uno studio più approfondito del fenomeno. Organizza una conferenza alla quale prende parte anche Amnesty International. Io ho cominciato a collaborare con Amnesty per fare sensibilizzazione nazionale sull'argomento. Dopo la campagna sono finita a parlare proprio come testimonianza da parte di Amnesty International a una conferenza in cui c'erano anche le 3 associazioni che poi mi hanno chiesto pochi mesi dopo di diventare la faccia della campagna Intimità Violata. Da qui inizia il suo impegno come testimonial di Amnesty, che sfocia in una petizione rivolta al mondo politico. Abbiamo chiesto, lanciando la change.org, alle istituzioni italiane, facendo riferimento principalmente a Laura Boldrini, di varare una legge contro il revenge porn. Laura Boldrini è stata una delle prime firmatarie della nostra petizione. In meno di 2 settimane vengono raccolte 100.000 firme. È il primo passo concreto dell'iter politico. Il resto è storia di queste ultime ore, con l'approvazione alla Camera del Codice Rosso in cui è contenuto anche il revenge porn. Spero che le forze politiche abbiano capito anche il senso di questa campagna, che proprio si basava su dei principi cardine, tra cui il riconoscimento del consenso nel diffondere una foto, il rispetto della vita intima, la libertà sessuale femminile. Chi è vittima del revenge porn, spiega Silvia, vede la propria vita cambiare. Non tanto forse perché prova vergogna per quello che ha fatto, ma perché prova vergogna per il giudizio e l'etichetta che le viene messa addosso dal resto della società. E quello è quello che porta le persone poi anche a casi estremi come il suicidio, oppure a ripercussioni psicologiche che vanno dalla depressione all'ansia, alla autocensura online, fino poi proprio a dover cambiare lavoro, non trovarlo il lavoro, perché poi chiaramente se è una cosa su internet pure le aziende, i datori di lavoro hanno accesso a queste informazioni. Adesso torniamo a parlare della corsa solidale, la raccolta fondi per il piccolo Joe, raccolta fondi che come sapete si è chiusa perché l'obiettivo è stato raggiunto, ma non si chiude la voglia di aiutare i bimbi che soffrono. L'obiettivo è stato raggiunto, ma l'affetto dei veneti per il piccolo Joe è come un fiume in piena, che non si ferma davanti a nulla. È ormai di dominio pubblico la notizia del raggiungimento della quota prefissata, ovvero i 400.000 euro necessari perché il nostro piccolo cucciolo di guerriero possa essere sottoposto alla delicata operazione negli Stati Uniti. Il luminare che si è reso disponibile a seguire il caso potrà visionare gli esiti della risonanza magnetica e tutti speriamo che a giugno il piccolo Joe possa finalmente andare in Florida per la fase preliminare dell'operazione. E tutto questo grazie alla vostra immensa generosità che ha chiuso la corsa iniziata il 18 febbraio. Eppure in redazione continuano ad arrivare senza sosta mail e telefonate da parte di persone con un cuore immenso che chiedono informazioni sul conto creato per questa incredibile raccolta di fondi. E poco importa che l'iniziativa di solidarietà abbia centrato il bersaglio nel giro di un mese e una manciata di giorni. Ora che la cifra è stata raggiunta, il gruppo Media Nord-Est chiude la raccolta di fondi per Joe, ma non chiude la voglia di aiutare i bimbi che soffrono. Tutti assieme potremo continuare a essere vicini a tanti piccoli eroi. E adesso parliamo di enogastronomia. Il gastronauta Davide Paolini a Treviso ieri ha detto giusto che i comuni del Prosecco di OCG abbiano messo al bando il glifosato e ricorda la Treviso gastronomica degli anni '80. Visto il successo mondiale, il Prosecco non può rischiare di rimanere al palo con magari dei bandi che possono venire in giro per il mondo, quindi ritengo oculata
questa scelta. Giusto mettere lo stop definitivo all'uso del glifosato nei vigneti del Prosecco di OCG. A Treviso, dove 13, 14, 15 aprile organizza l'ex Pagnosin la prima edizione di Gourmandia, il gastronauta Davide Paolini parla della decisione annunciata dai comuni del Conegliano Valdobbiadene in un clima di crescente diffidenza per i prodotti utilizzati tra i filari. Io ritengo che sia la strada giusta, nel senso che ormai tutto il mondo vede con perplessità i vigneti, diciamo, coltivati e inondati di prodotti che non rientrano nella salute e nella giusta condizione per produrre vino. Quindi secondo me è una formula sicuramente giusta, perché poteva essere una cosa attaccabile questa. Prosecco già oggetto di attacchi estemporanei da parte dei tabloid inglesi, da Guardian al Sun, non certo casuali secondo il famoso critico gastronomico. Beh, io ritengo che quando c'è un fenomeno di successo così globale come il Prosecco bisogna aspettarsi, specialmente in paesi come l'Inghilterra, dove sicuramente la correttezza non è all'ordine del giorno. Veniamo sempre attaccati come italiani, ma in giro per il mondo ci sono delle nazioni che ci attaccano, che se andiamo a vederle in casa chissà cosa succede. Paolini, che a Treviso ha vissuto negli anni '80 e torna in città con un appuntamento che spera di replicare negli anni. Io, se devo ricordare Treviso, la soppa coada è una delle prime cose che mi vengono in testa. Poi è evidente, vengono tanti piatti, la pasta e fagioli con radicchio, ecco, sono questi diciamo, le cose che mi vengono. Sicuramente poche volte io sono tornato a Treviso nella ristorazione, però sicuramente non è rimasta ferma allora. Siccome è una città sempre in movimento, sono sicuro che è andata oltre. Siamo in chiusura, di ricordo, ore 13, fra pochissimo parleremo dei comuni che non hanno soldi, ma allora dove finiscono le nostre tasse? Ne parleremo con Roberta Gallana, sindaco di Este, Andrea Augusto Tasinato, presidente CEV, e Giuseppe Traniello Gradassi, segretario del Partito Democratico di Rovigo. E poi questa sera alle 20:10 faremo un po' il punto della situazione sul maltempo, avremo anche l'assessore regionale alla protezione civile Giampaolo Bottacin, che ci farà un po' il quadro della giornata di oggi, appunto, nei vari fronti del maltempo. E a proposito di maltempo, adesso le previsioni del tempo. Arrivederci. Ben ritrovati al meteo di Antenna 3. Va migliorando il tempo sulle nostre regioni, tuttavia nella giornata di venerdì avremo ancora una lieve instabilità in alcuni settori. Vediamo in quali. Nel dettaglio sul Veneto avremo piogge sparse ma piuttosto frequenti un po' ovunque, localmente anche alternate a maggiori schiarite. Migliorerà ovunque entro la notte. Temperature minime tra 3 e 9 gradi, massime in calo tra 9 e 13 gradi circa. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. La giornata risulterà ancora perturbata con precipitazioni diffuse un po' ovunque, ma in lento miglioramento. Temperature minime tra 8 e 9 gradi, massime comprese invece tra 11 e 12 gradi, quindi in netto calo. Spostiamoci infine sul Trentino Alto Adige. Non si esclude qualche pioggia al mattino, ma col passare delle ore potrebbe far capolino un timido sole. Temperature minime intorno ai 5 gradi, massime oscillanti invece tra 12 e 13 gradi. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci.